Carabinieri del NAS in 4 cantine della Marca, sequestrati in 2 di esse tra Valdobbiadene e Refrontolo oltre 7.300 ettolitri di prosecco, 440 ettolitri di mosto in fermentazione destinato a trasformarsi in vino DOCG e poi 2 tonnellate di zucchero di origine straniera e ancora acido tartarico e acido solforico, la cui detenzione è vietata. Valore complessivo circa 3 milioni di euro, materiale che non risultava registrato né tracciato. Il vino è stato messo a disposizione dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, che ora prenderà i provvedimenti del caso. Dalla vetrina di un'altra eccellenza veneta, i formaggi, il presidente della Regione Zaia commenta così l'esito dei controlli. Abbiamo fiducia nella magistratura e in quello che poi ne scaturirà. In questa fase non sarei giustizialista, dico semplicemente che la legge c'è perché sia rispettata. I tentativi di sofisticazione del vino sono stati ammessi dalle 2 aziende, non 2 realtà imprenditoriali improvvisate, ma case produttrici note e radicate nel territorio. Se dovessimo fare una valutazione di massa critica, questo potrebbe essere solo un'eccezione, visto e considerato che stiamo parlando della più grande denominazione al mondo, 540 milioni di bottiglie, per cui non è che fa regola uno magari che si è comportato male, però attendiamo la fine, attendiamo di vedere come va a finire questa vicenda.